nel 1749, quando 4 delle 8 cupole della basilica sono state distrutte da un furioso incendio. Si è sviluppato nella parte lignea delle cupole. Anche qui, come a Parigi, la volta in pietra e mattoni non è stata danneggiata. Forse pochi sanno che 270 anni fa la Basilica del Santo subì le conseguenze di un rogo devastante. Tragica fatalità, come per Notre Dame, accade nella settimana che precedeva la Pasqua. A raccontarlo è padre Giuliano, memoria storica della Basilica, esperto e conoscitore dei sistemi di sicurezza che la proteggono. Le cupole all'epoca vennero ricostruite in pochi mesi. Hanno fatto un primo rudimentale sistema antincendio, scavando un apposito pozzo, facendo un sistema di pompe che portava l'acqua a un serbatoio intermedio a un certo livello dell'edificio e costruendo una serie di camminamenti esterni. I camminamenti esterni del 1749 sono ancora visibili oggi e rimangono a difesa della Basilica. Ora il nuovo impianto è stato messo a punto tra il 1997 e il 1999 durante i lavori di ristrutturazione dei tetti in occasione del Giubileo. Per prevenire il cortocircuito, tutto l'impianto elettrico è staccato dal legno, non esistono cavi inchiodati come era in passato sui legni e è collocato all'interno di tubature metalliche. Poi c'è l'allarme e la sorveglianza con sensori di fumo posizionati all'interno della basilica collegati a telecamere in grado di individuare subito il luogo d'origine del rogo. In caso proprio di pericolo che c'è la fiamma, allora abbiamo un sistema di primo intervento che è costituito da un serbatoio di acqua pulita, da delle pompe automatiche che partono con dei motori diesel. In passato, in caso di incendio, l'acqua veniva presa dal pozzo e portata con i secchi fino al punto del rogo. Oggi invece, come potete vedere lassù, ci sono dei tubi speciali d'acciaio che fanno arrivare l'acqua anche nei punti più alti della basilica. I tubi sono tenuti pieni di aria a pressione. Perché? Se in inverno l'acqua si congelasse dentro quei tubi, non basterebbe l'incendio della basilica per scongelarli. Quindi sono abitualmente pieni d'aria compressa. In caso di allarme, l'aria esce nel giro di pochissimi secondi e nel frattempo intervengono le pompe a spingere l'acqua a pressione fino dove serve.